telespettatori, ben ritrovati con noi, con FNP CISL. In modo particolare quest'oggi mettiamo l'accento, la lente di ingrandimento su Venezia, il territorio veneziano, un bel territorio esteso, variegato, con diverse problematiche emergenti, purtroppo non più di altri. Ma perché lo facciamo? Perché si è concluso il congresso da pochissimo tempo della FNP CISL anche veneziana, c'è stata un paio di riconferme, ci sono state un paio di riconferme significative e importanti. Abbiamo il piacere di ripresentarvi Luigino Michelone, segretario generale FNP CISL Venezia. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi, buongiorno. Ci raggiungerà dopo l'altra riconfermata, che è Marina Mulzer, segretaria territoriale FNP CISL sempre di Venezia. E invece abbiamo il piacere di avere qui con noi new entry, possiamo dirlo, Guido Marcati, segretario territoriale FNP CISL sempre di Venezia. Grazie anche a lei. Saluto a tutti. E allora è il momento di guardare anche avanti, perché voi avete fatto anche dei bilanci, delle considerazioni, però è importante più che mai nel mondo degli anziani, che sembra assurdo, guardare avanti, perché solo ipotizzando degli scenari futuri di un qualche tipo si riescono a prevenire poi delle conseguenze che possono essere poco piacevoli. Già dovete tribolare con quelle che sono le decisioni che vengono prese in leggi di bilancio regionali, territoriali e naturalmente nazionali. E allora facciamo un po' il punto, cerchiamo di disegnare un secondo questo territorio veneziano. Beh, un territorio variegato, come diceva lei appunto, che una provincia che si estende in lungo e in stretto, non in lungo e in largo, perché da Portogruaro fino a Cavarzere è una provincia molto lunga, con problematiche diverse a seconda del territorio, perché chiaramente la città metropolitana ha problematiche diverse rispetto ai paesi di campagna, che sono prevalenti appunto verso le periferie della provincia, e con una popolazione che è indubbiamente molto anziana, dal comune di Venezia in senso stretto, la città, il centro storico, alla provincia. Gli anziani aumentano in maniera esponenziale. Ne avete 217.000, 26% della popolazione su 835.000 abitanti, quindi la quarta provincia per popolazione in Veneto, non si scherza. No, assolutamente. Eccola qua vediamo lo spaccato. E la percentuale di anziani appunto è molto alta ed è tendenzialmente destinata ad aumentare. Non solo, sono destinati a diminuire soprattutto i giovani, e quindi la tendenza che si avrà nei prossimi decenni è proprio quella di un ulteriore invecchiamento della popolazione, con tutte le difficoltà che questo naturalmente comporta. E non solo, ci sono moltissime famiglie unipersonali, cioè anziane da solo, percentuale in crescita esponenziale. Dall'inizio degli anni 2000 siamo passati dalle 40.000, parliamo della città di Venezia, dalle 40.000 famiglie monopersonali a circa 60.000. E quindi con un incremento del 50% quasi solo negli ultimi 20 anni o poco più. E la tendenza è in ulteriore aumento su 126.000 famiglie che ci sono totalmente in questo momento nel comune di Venezia. I comuni della provincia non fanno molta differenza, se non in alcune eccezioni, per esempio mi viene in mente Marcon, dove c'è una popolazione residente più giovane, in quanto le possibilità di sviluppo hanno permesso appunto che ci siano insediamenti di nuove famiglie giovani, la vicinanza alla città, al polo industriale e ai centri dove c'è appunto erogazione di lavoro, danno la possibilità appunto al comune di Marcon in particolare di avere una popolazione più giovane, ma molti altri sono presi addirittura peggio di Venezia, in quanto lo spopolamento che è avvenuto in comuni dove la prevalenza di residenti era in campagna, con i figli che sono andati via o per motivi di studio o per motivi di lavoro, si sono trasferiti all'estero o appunto dove c'è la possibilità di lavorare, lì l'incidenza delle persone anziane è ancora maggiore, con tutte le difficoltà che ne conseguono anche solo per gli spostamenti che sono necessari per recarsi nei luoghi di cura. Esatto, e soprattutto perché la pensione non è così alta. No, infatti anche qui c'è una media che va intorno ci sono i numeri che parlano. Le pensioni sono sempre più in ribasso, ci sono molte pensioni di reversibilità, appunto, che quindi tengono conto della diminuzione derivante dal fatto appunto di essere pensioni di reversibilità, e teniamo conto che questo è l'ultimo periodo in cui avremo delle pensioni discrete come entità di importo.
nel futuro, con lavori frammentati, con la difficoltà di avere periodi contributivi omogenei nel tempo, le pensioni purtroppo tenderanno a tornare a scendere, quindi diciamo che sono gli ultimi anni di pensioni di un certo livello, grazie al frutto del boom economico e di chi ha avuto periodi contributivi omogenei nella sua carriera lavorativa, ma questo non è destinato a durare nel tempo. Purtroppo. La situazione sociale, dal punto di vista sociale, c'è il problema del sanitario, però intanto anche della non autosufficienza, anche per il territorio veneziano, vero? Certamente sì, è una situazione che continua ad aggravarsi per i motivi che sono stati già elencati, ma ancora di più perché purtroppo tutte le misure che la CISL da sempre invoca che siano diciamo, per poter vedere dedicati servizi sempre più diciamo, adeguati a quelli che sono gli anziani, la cronicità, cioè tutte situazioni dovute all'invecchiamento della popolazione, possano trovare riscontri in una puntuale diciamo, accudimento da parte, una volta avveniva da parte delle famiglie, vedendo la situazione che adesso c'è delle famiglie in particolare monoparentali, ma anche per quel che riguarda poi la possibilità di famiglie attraverso diciamo, la possibilità di cura in famiglia, chiaramente mancano risorse perché una persona che deve accudire il proprio familiare non può lavorare e di conseguenza tutte quelle necessità di cui ha bisogno la persona da accudire fanno fatica ad essere soddisfatti. Ancora di più diciamo che tutto il sistema ricettivo di quello che sono le situazioni di fragilità dell'anziano, dalle case di riposo a tutta la parte della sanità, dalla parte del sociale, della sanità sociale, ma anche del sociale stesso a cui devono accudire i comuni, c'è una situazione di particolare fragilità e dovuta in maniera specifica anche alla impossibilità di avere risorse sia economiche ma anche strumentali, in particolare risorse umane. Ricordiamo che nel Veneto il piano sociosanitario ha cercato più volte di strutturare un sistema di cura diciamo, sociosanitaria. Purtroppo è rimasto più volte sulla carta e il sistema di finanziamento previsto dai decreti regionali è sempre lo stesso, cioè ad invarianza di spesa, per cui evidentemente riuscire a fare e provvedere a fare dei grandi cambiamenti, a provvedere a dare sempre più risposte a gente che ne ha sempre più bisogno, in particolare sempre più anziana, per cui con delle caratteristiche diciamo patologiche particolari, evidentemente non può essere sempre rispettoso del principio deliberato. È chiaro che servirebbero nuove risorse, sarebbero non solo economiche, ma anche risorse umane, professionali, e che queste risorse umane e professionali potessero trovare anche una collocazione dignitosa sotto il profilo contrattuale negli ambiti in cui queste lavorano. Infatti il problema è sono anche i centri servizio, poi sostanzialmente sono dei punti di appoggio fondamentali per le persone anziane e per le famiglie delle persone anziane. Certo. Ce ne sono a sufficienza? C'è ancora posto in questi centri servizio nel veneziano? Allora il problema qui nasce in particolare adesso perché il problema non è tanto quanto dei posti, che i posti potrebbero anche esserci, il problema è di chi paga. Il problema è che... cioè i costi che ci sono alti. I costi Poi io vedo 95 euro al giorno, può essere, certo, senza impegnativa e 68 con l'impegnativa. Ma ci sono soprattutto i posti che non sono coperti da impegnativa. Quelli ci sono liberi. E quelli sono liberi. Evidentemente anche oggi noi con la delibera che è stata approvata diciamo recentemente, l'anno scorso, e i provvedimenti degli anni precedenti hanno portato a un finanziamento di questi centri servizi che è mutato nel tempo e ha messo in grossa difficoltà tutti i centri servizi nel poter poi provvedere e prevedere l'attività che possono fare. Ricordiamoci che in particolare i servizi pubblici, quelli ancora pubblici, i centri di servizio ancora pubblici hanno l'obbligo del pareggio di bilancio, per cui è un grosso problema prevedere e valutare in maniera corretta quello che è il peso poi delle attività
che devono svolgere attraverso i professionisti, attraverso gli strumenti e attraverso, diciamo, tutte le spese vive che hanno in una struttura. È evidente che per essere, diciamo, poter avere un assetto corretto dovrebbe avere una miglior, diciamo, certezza delle risorse. E questo è importante, ma cosa pensa che riuscirete a fare da qua a venire? Perché questi abbiamo elencato problemi che sono annosi, conosciutissimi da chi li affronta, sono conosciuti anche alla politica, si vuole ben immaginare. Voi che poteri riuscite ad avere? Beh, allora, intanto il primo approccio, una relazione stretta con i centri servizi, con le RSA. Fondamentale per capire lo stato delle cose, casa di riposo per casa di riposo, permettetemi di chiamarle così. Non tutte sono uguali, non tutte sono attrezzate nella stessa maniera, ce ne sono che erogano servizi tutto compreso nel prezzo, ce ne sono altre che oltre a questi prezzi che lei citava prima, a questi costi che lei citava prima, a cui bisogna aggiungere altri servizi, la parrucchiera piuttosto che altre cose, la lavanderia o altro. E quindi con ulteriore aggravio. Come diceva Guido prima, il problema più grosso è proprio la mancanza dello stanziamento delle impegnative da parte della Regione, cosiddette impegnative appunto, che sono la quota che mette la Regione per permettere alle persone di contenere la spesa intorno ai 2.000 euro, cosa che permetterebbe a tutte le strutture di riempire tutti i posti, cosa che attualmente non è possibile perché naturalmente la persona, il privato che deve sobbarcarsi una cifra intorno ai 3.000 euro, chiaramente preferisce cercare di trovare una soluzione temporanea per quanto a casa per accudire il proprio familiare. E qui entra in gioco il caregiver. Esatto, e qui si intreccia appunto la famosa legge sui caregiver, che se non prevede finanziamenti adeguati è come se non ci fosse, naturalmente. Ci sono persone che sono prevalentemente donne che devono rinunciare a periodi di lavoro della loro vita, quando ce l'hanno il lavoro naturalmente, perché non sempre ce l'hanno. E con le conseguenze che questo poi avrà sulla loro di pensione nel momento in cui ce l'avranno, che non hanno nessun aiuto economico, nemmeno i contributi figurativi, niente di tutto questo, e questo mette pesantemente in difficoltà naturalmente. Certo, l'accudimento delle persone va in qualche misura fatto, ci vorrebbe che ci fosse una maggiore attenzione magari attraverso anche il semplice strumento dell'ISEE, di far pagare qualcosa a chi ha la possibilità di pagarlo, proprio per poter essere d'aiuto a chi non ha la possibilità di coprire le spese per la retta. Questo permetterebbe anche alle case di riposo, alle strutture, di essere maggiormente rispondenti alle esigenze dei cittadini. Ci sono posti che rimangono vuoti per i motivi che citavo prima, con la potenzialità di riempirli, ma proprio perché non ci sono le risorse economiche per poterlo fare. Lei citava i centri diurni, prima ci sono alcuni che sono attrezzati molto bene per rispondere a questa domanda, sarebbe già una prima risposta per poter essere in grado di alleviare i disagi delle famiglie, ma chiaramente anche qui c'è bisogno dell'intervento dei comuni, perché le risorse appunto a disposizione delle strutture non sono bastevoli per soddisfare tutti i bisogni. Quello che proviamo a fare noi è appunto di sensibilizzare le parti amministrative attraverso gli assistenti sociali, i sindaci, per poter intervenire in questo senso, ma è chiaro che una legge regionale darebbe maggiori risposte e soprattutto estenderebbe a tutta la platea degli aventi bisogno la possibilità di avere adeguate risposte naturalmente. Quindi il nostro lavoro va in questo senso. La capacità di estendere il welfare inteso come welfare aziendale, per come lo si è inteso negli anni passati, legato strettamente al mondo del lavoro, deve per forza di cose essere estesa alla comunità intera, con tutti i bisogni che derivano appunto dal fatto dell'invecchiamento che in costante aumento, delle patologie derivanti dall'invecchiamento che diventano croniche col passare del tempo e che quindi richiedono risposte continuative alle persone.
Allora, noi siamo arrivati un attimo a una piccolissima pubblicità. Io intanto devo ringraziare, augurare buon lavoro al segretario che si lascia il turno invece a Marina Mulzer, quindi grazie a Guido Marcatti, nuovo segretario territoriale dell'FNP CISL di Venezia, buon lavoro, ma lei è già preparatissimo, sa tutto. Quindi, troppo buona. Magari è già operativo da un po' di tempo, e andiamo in pubblicità qualche secondo, ritorniamo insieme e ampliamo anche le tematiche tra poco.